Buongiorno care persone all'ascolto, un saluto da Un sorriso in più Onlus, io sono Paolo e per la rubrica Un viaggio nell'arte oggi vorrei raccontarvi di un pittore milanese che si chiamava Giuseppe Arcimboldo. Nato nel 1527, era figlio di un altro pittore, Biagio, che era accreditato presso la veneranda fabbrica del Duomo di Milano. Se noi dobbiamo pensare infatti a quando il Duomo di Milano è stato costruito, ecco che ci sorprenderà sapere che ci sono voluti oltre 600 anni. La prima pietra infatti è stata posta per la costruzione del Duomo di Milano circa nel 1300, l'ultima pietra addirittura nel 1932, portando a termine la costruzione stessa. Ecco che il nostro pittore Giuseppe Arcimboldo dapprima si impegnò sempre per la costruzione, ma ancor meglio per la decorazione del Duomo di Milano e ovviamente degli arredi interni, ma lasciò le proprie tracce anche nella nostra zona, nella zona del Comasco. Abbiamo per esempio una serie di figure che sono state dipinte da Giuseppe Arcimboldo per il Duomo di Como, ma in realtà la sua fama esplose soltanto in seguito al suo trasferimento all'incirca negli anni 60 del 1500 presso la corte degli Asburgo in Austria. Questo perché iniziò a dipingere dei ritratti utilizzando in maniera grottesca degli ortaggi per raffigurare delle persone. La sua opera, che diede fin da subito celebrità presso la corte degli Asburgo a Giuseppe Arcimboldo, fu il dipinto chiamato Estate, realizzato nel 1563, quindi un anno dopo il suo ingresso in Austria. E noi possiamo vedere come questo dipinto altro non fa che raffigurare con degli ortaggi, dei vegetali, la figura di una persona, ma ci sono degli elementi un po' grotteschi ovviamente, un po' surreali. Non sarà un caso infatti che Giuseppe Arcimboldo verrà riscoperto soprattutto nell'ambito del Novecento con il movimento surrealista, di cui pertanto viene considerato addirittura un precursore. In estate possiamo notare alcuni aspetti interessanti. Da un lato troviamo per rappresentare l'orecchio una pannocchia di mais, che al tempo in realtà era una novità ancora di quegli anni, appena giunta dall'America, quindi anche la sua rappresentazione all'interno di un quadro dà proprio l'idea della importanza della scoperta dell'America, delle conseguenze che questo ha avuto. Così come anche le melanzane. Le melanzane in realtà arrivavano dall'Oriente, ma fino al 1500 non erano coltivate in Europa. E le possiamo trovare melanzane tanto per la rappresentazione del naso quanto di fianco alla pannocchia. Abbiamo poi dell'uva, abbiamo poi del grano, il grano dorato con cui c'è la rappresentazione della veste, nonché il vimini. Troviamo poi inoltre un carciofo che spunta dal vestito stesso. E questo fu il primo quadro di grande successo alla corte degli Asburgo, ma non l'unico. Dobbiamo infatti fare il confronto tra questo quadro chiamato Estate con l'altro chiamato Autunno, che dopo pochi anni fu utilizzato. Noi vediamo come per la rappresentazione del corpo della persona altro non viene utilizzato che un tronco marcescente. Infatti troviamo addirittura per la rappresentazione della bocca due funghi, ma proprio l'idea di autunno viene data dal fatto che questo albero non ha ovviamente foglie, c'è un frutto che è un frutto che allora si trovava in Austria in autunno perché arrivava
dall'Italia, ossia i limoni, e in ultimo l'unica vegetazione che troviamo è quella dell'edera, perché ovviamente è una pianta le cui foglie ancora sono presenti, ben presenti nella fase autunnale. Comunque, quando noi notiamo questo dipinto, ci viene automaticamente spontaneo immaginarci l'esistenza di una persona, eppure i materiali utilizzati, raffigurati, tutt'altro rappresentano, ossia rappresentano comunque degli aspetti assolutamente degli oggetti, ecco. L'ultima opera di cui vorrei parlarvi si chiama Fuoco ed è stata realizzata da Giuseppe Arcimboldo nel 1566. Quest'opera altro non fa che utilizzare tutta una serie di oggetti che col fuoco c'entrano, quindi in primo luogo la rappresentazione della persona avviene con dei tizzoni ardenti volti a simboleggiare i capelli della persona stessa. Troviamo per esempio gli occhi con una candela spenta, la bocca che è fatta con dei piccoli bastoncini di paglia, ovviamente che venivano utilizzati al tempo per accendere il fuoco, al pari della fronte. Ancora abbiamo il naso e le orecchie rappresentati con una particolare pietra che veniva utilizzata per fare delle scintille al fine di accendere il fuoco, e in realtà tutta la faccia altro non è che della cera solida, al pari della cera che noi troviamo per la rappresentazione del collo. Da che cosa è composto il busto rappresentato da Giuseppe Arcimboldo? Da armi da fuoco, perché ovviamente il tema veniva richiamato anche sotto questo profilo. La polvere da sparo aveva necessariamente bisogno di una scintilla perché si facesse fuoco, e allora anche questi oggetti vengono utilizzati. Particolarmente curioso è poi il gioiello, che altro non è che il Toson d'Oro, la massima onorificenza della casata d'Austria, la quale pertanto nel dipinto assolve una funzione sicuramente celebrativa, e in una certa misura si diceva che comunque i regnanti d'Austria fossero i padroni del fuoco, fossero i portatori del fuoco, fossero quindi di per sé espressione di potenza. Spero che questo video vi sia piaciuto, come questi quadri. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!